Terza corsa dall'Arcoveggio, un doppio chilometro per cavalli di 2 anni. Ritirato il numero 6 Francisco Benallo, schieramento 1 Falco Trio, 2 First Lady PLS, 3 Freud dei Greppi, 4 Fiona May Fox, 5 Fei di Girifalco, in seconda linea 7 Flora, 8 Flores de Campo. In chiusura Flores de Campo, la più appoggiata, macchina intanto che accelera. C'è stata l'incertezza di Freud dei Greppi, mentre per il comando sono in lotta Fiona May Fox e Fei di Girifalco, che si avvantaggia, passa a condurre sulla curva. Terza posizione per First Lady PLS, poi Falco Trio che precede Flores de Campo. Completati i 200 iniziali in 16:1 con Fei di Girifalco che conduce, Fiona May Fox in seconda posizione davanti a First Lady, quarta posizione per Falco Trio, ancora Flores de Campo, andatura ridotta, quarto iniziale che se ne va in 32,7 con 16,6 di seconda frazione, e ora si attacca la piegata per il completamento dei primi 600 metri di gara. Fei di Girifalco conduce, completa il primo segmento in 49,6 da 1,22,6 dalla quarta posizione. Muove allora Falco Trio, che sulla andatura blanda imposta dal leader le arriva a ridosso, trascinandosi Flores de Campo. A contatto sempre Fiona May Fox, seguita nel scia da First Lady PLS. Percorsi esterni anche Flora, gruppo chiuso da Freud dei Greppi che si è ricongiunto. Intanto se n'è andato il primo chilometro da 1,23 e la pariglia di testa continua ad andare via di conserva. Un'altra frazione in 16,4 quando manca un giro alla conclusione. Seconda pariglia per Flores de Campo, lungo la corda Fiona May Fox, davanti a tutti è sempre Fei di Girifalco. 600 alla conclusione, parziale in 16,3, non cambia nulla anche a livello di velocità. Ora però muove in terza ruota, o perlomeno prova a farlo, Flores de Campo, e sospinge nuovamente Falco Trio sulla battistrada a 400 dal palo, ancora appaiati in vantaggio i primi due, con a contatto Fiona May Fox, poi Flores de Campo che accenna nuovamente la terza ruota, ha perso leggermente il contatto First Lady PLS. Siamo ora a 250 dalla conclusione, con Fei che cerca di andarsene. In terza ruota Flores de Campo, all'interno scatta Fiona May Fox, a centropista si ingamba bene Flores de Campo, e nel finale Flores de Campo passa per vincere sul stessa Fei di Girifalco, mentre per il terzo c'è un contatto, ma subito dopo il traguardo, fra i cavalli numero 4 Fiona May Fox, andiamo a rivedere, e numero 2 First Lady PLS. Inquadratura intanto premia Flores de Campo e VP dell'Annunziata, che passano nettamente sul traguardo. Per il terzo è foto stretta fra Fiona May Fox e First Lady PLS. La vittoria invece non sfugge a Flores de Campo, che ha chiuso favorito, VP dell'Annunziata in sediolo per conto di Pietro De Muro e della signora Elena Sunseri.